ci sono per esempio la figa. No, vabbè, voglio dire, le ragazze belle ci sono anche da noi, per carità, no, voglio dire, però a Milano invece ci sono proprio quelle che di mestiere fanno le super fighe spaziali, le modelle. Cioè, se andate a Milano per strada voi incontrerete le modelle, che è una cosa bellissima, perché sono alte 2 metri, non camminano, sembrano delle giraffe. Sì, le modelle negli anni 70 se la tiravano, sembrava ce l'avessero solo loro, adesso sono andate oltre, non ce l'hanno neanche più loro. Basta, ce l'hanno nel trolley. Hanno delle patatine così carine che non possono portarle addosso, si rovinano. Quanto sei carina, piccolina. Inspiegabilmente questo pezzo in televisione non me l'hanno fatto fare, non ci crederete, ma approfitto di questo momento per ricordarvi che sono disponibile per battesimi, comunioni, feste di compleanno. E quindi a Milano è tutta un'altra cosa. A Milano c'è il trionfo del ceto medio, ci sono gli aperitivi degli operativi. A Milano se vai in bagno a Brera, entri nel cesso e tu hai già le tue belle 3 righe di cocaina belle pronte, capito? Dici, beh, se ne saranno dimenticati. No, che c'è un cartello con scritto lasciate la toilette come vorreste trovarla. Milano. A Milano io ho scoperto il lusso, ho fatto una convention che è uno spettacolo come questo, però per una ditta privata. Le ditte private che fanno gli spettacoli solo per i loro dipendenti generalmente sono ditte piuttosto facoltose. Questa è una ditta di assicurazioni che mi ha fatto fare uno spettacolo all'interno di un hotel di lusso che si chiama Principe di Savoia Hotel, che è sito vicino alla stazione di Milano. 5 stelle lusso, non so se siete mai stati in un albergo 5 stelle lusso. Io odio andare nei alberghi di lusso perché nasco povero, no? E quindi ho paura che se ne accorgano. Però quel giorno lì mi sono dovuto fare forza perché ero anche spesato e sono andato nella camera che mi avevano assegnato e lì ho capito la grandezza di Milano, ragazzi, perché quando sono arrivato all'ascensore, vi giuro, questo è successo veramente, ho chiamato l'ascensore, si è aperto e dentro c'era Flavio Briatore che mi ha guardato e mi ha detto: a che piano va? Ho detto: cazzo Milano, il ragazzo dell'ascensore è Briatore. Sono cose che a Genova non ti succedono. Al limite incontri Bagnasco e devi nascondere i bambini. Comunque insomma, fantastica Milano. Milano, vedete, già da Genova a Milano c'è un altro universo, un altro modo di pensare, di ragionare. E ho capito la grandezza dell'Italia proprio quel giorno lì, perché la grandezza dell'Italia, scusate se faccio sto pistolotto, ma secondo me la grandezza dell'Italia sta nella sua varietà, cioè anche se il mercato, la globalizzazione cerca di omologarci tutti in modo da venderci meglio i suoi prodotti, no? Come bacino di utenza di vitelli di un allevamento, noi rimaniamo molto diversi e particolari in ciascuna regione e questo crea la differenza, e la differenza alla fine è la ricchezza del nostro paese, secondo me. Me ne sono accorto quel giorno perché sono andato nella mia stanza e ho guardato nella televisione, come faccio in albergo quando mi annoio, e alla televisione c'era un servizio su una scossa di terremoto. C'era stata una breve scossa di terremoto in Garfagnana, vicino a Lucca, non aveva fatto gravi danni, e hanno fatto un classico servizio che fanno quando c'è una scossa di terremoto, che intervistano il primo che passa, no? L'uomo della strada, e di solito gli chiedono: scusi, lei l'ha sentita la scossa, come le è sembrata? E così hanno fatto anche lì. Hanno beccato il primo e gli hanno detto: scusi, l'ha sentita la scossa, come le è sembrata? E questo qui, vi giuro, ha risposto: la scossa l'ho avvertita nitidamente, mi sono di molto inquietato. E ho detto: senti come parla sto qua? E ha continuato dicendo: mi sono inquietato perché ricordo che avevo percepito anche la scossa del 2010, ma quella quando la percepì non mi inquietai più di tanto, perché subito capii che si trattava di una scossa ondulatoria. Mentre codesta, quando l'ho percepita, ho subito intuito che si trattava di una scossa sussultoria, perché mi sono di molto inquietato, perché è risaputo che le scosse sussultorie sono molto più pericolose per San Pancrazio della paura, no? Ed è la Basilicata, non è un'altra nazione, non è la Groenlandia, è sempre lo stesso paese. E pensate, se la scossa fosse stata a Vipitene, in Alto Adige sarebbe stato tipo: scusi, lei l'ha sentita la scossa? Ja, genau. E come le è sembrata? Lunghissima, fortissima, bruttissima. Però non mi pare che ci siano stati gravi danni, tutto sommato. Certo, perché le nostre case non crollano, le vostre sì. Non sappiamo come costruire case, differentemente di voi. E se fosse stato a Milano sarebbe detto: scusi, lei l'ha sentita la scossa, come le è sembrata? Ma secondo te io c'ho tempo da ascoltare il terremoto? Guarda che io sto lavorando, piccolo. Sei fuori. Scusa, come le è sembrata?
Ma lei ha prenotato. Perché guardare la faccia direi che non ha prenotato. Cosa pensi di potersi approfittare del terremoto per mangiare? Vai a casa prenoti, capito, Lina? Se fosse stato in Veneto sarebbe stata... Scusi, lei l'ha sentita la scossa? Come le è sembrata? Ah, ciao, mi sono zappato un bel spavento. Ma ricordo, perché combinazione era il cesso. Ero dietro che pisciavo. A un certo punto che ho visto il battere che mi scappava di tutte le parti. Ho detto, ciao caro, sono 10 del mattino, sono già ubriaco. E si vede che era il destino. Non era destino, c'è stata una forte scossa tellurica, è venuta giù per quello, la casa. No, se la casa si faceva i cazzi suoi, era ancora in piedi. È un meraviglioso paese l'Italia, è un meraviglioso paese. Beh, userò la chitarra.